Allora abbiamo voluto noi fermare questa mattina il consigliere regionale Lucio Tiozzo. Lucio, in questi giorni è venuta fuori la notizia, noi l'abbiamo anche lanciata anche prima degli altri come al solito e sì, insomma ci sembra una bella notizia importante il fatto che un rappresentante di Chioggia come te vada alla prossima elezioni del nuovo Presidente, partecipi alle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. E insomma credo che sia un onore per la città di Chioggia, oltre che per te, ma per il Partito Democratico, e insomma avremo una tua valutazione, un tuo intervento. Intanto grazie del fatto che mi hai sollecitato a fare un commento su questa vicenda che reputo importante per me. Spero di onorare anche il Veneto e la mia città in un momento molto delicato, il momento in cui si sceglie il Presidente della Repubblica, insomma è sicuramente uno dei momenti istituzionali più alti che un consigliere, un parlamentare può svolgere. Io spero che si vada alle elezioni di un Presidente equilibrato, di garanzia istituzionale. Io spero anche che sia come nomina la più larga possibile, coinvolgendo maggioranza e opposizione, perché credo che insomma, il ruolo del Presidente sia un ruolo bipartisan. Naturalmente questo mi riempie d'orgoglio ma anche di responsabilità nel mio piccolo. Tra l'altro credo che ci sia questa mia indicazione sia unica sostanzialmente, credo che non ci sia stato nessun altro consigliere regionale che abbia avuto questa importante opportunità. Quindi sono per svolgere correttamente in maniera piena il mio compito. Mercoledì partiamo per l'accreditamento, da giovedì si comincia a votare ad oltranza. Io spero che sia un percorso non lunghissimo. Si parla e si ventila dell'ipotesi che alla quarta votazione si possa arrivare alla elezione del Presidente della Repubblica e quindi questo dovrebbe avvenire sabato. Se avrò la possibilità magari in diretta di farti una telefonata e darti in diretta anche se vuoi le sensazioni che si prova quando sei lì a contatto intanto con tutti i big della politica nazionale e poi anche sentire gli umori, magari già giovedì sera, magari una telefonata venerdì per sentire gli umori di un Parlamento e di una politica nazionale che va verso questo grande obiettivo, che spero, ripeto, sia un Presidente di equilibrio e di garanzia per tutti gli italiani. Ecco, mi permetto di aggiungere una cosa. In questa adesso sappiamo benissimo che la politica sta passando un momento che, insomma, di poca considerazione, anche purtroppo per motivazioni anche diciamo che non è così tanto per dire. Non nobili. Però il fatto che anche a livello regionale e adesso anche a livello nazionale ci siano stati, perché in futuro si ricorderà, a quella votazione ha partecipato anche Chioggia, c'era un chioggiotto. E credo che sia una considerazione che la gente dovrebbe fare anche in vista delle prossime elezioni regionali. Adesso, al di là della politica, qua non stiamo facendo propaganda per il Partito Democratico, per il Lucio Tiozzo, qualcuno. La gente dovrebbe capire che, soprattutto per le prossime regionali, di andare a votare e di scegliere un candidato locale di Chioggia. So che diciamo, ce ne sono già alcuni che si sono già dichiarati ed è una valutazione che la gente invitiamo a considerare e a pensare in modo positivo, non in cose negative, perché avere dei chioggiotti a un certo livello comunque è un vantaggio, con tutto. Intanto va detto, al di là dei giudizi, dopo so che insomma non tutti qua a Chioggia ci amiamo e ci rispettiamo e abbiamo fiducia nel lavoro che svolgiamo. Io penso che sia la presenza mia di Carlo Alberto abbia rappresentato comunque un punto di partenza ma anche di impegno attorno alla città. Tu sai che io non mi ricandido perché il mio partito ha delle regole che io intendo rispettare. Credo che anche Carlo Alberto non si candiderà, sì, l'ha già dichiarato e quindi c'è il tema della rappresentanza in consiglio regionale. Ripeto, sul nostro lavoro sicuramente potevamo fare molto di più, ci possono essere critiche più o meno pesanti e così via, ma credo che in taluni momenti, dalla sanità, alcuni interventi sull'ambiente e quant'altro, insomma la pesca sia stato importante il nostro livello di rappresentanza. Quindi io mi auspico e spero che Chioggia sappia individuare
alcuni candidati e su questi concentrare il massimo del consenso. Naturalmente il PD è un partito che ha chance di eleggere dai 2 o 3 consiglieri anche in caso di sconfitta, e quindi è un partito che si giocherà sulla candidatura di Mauro Mantovano la possibilità di un ritorno in Consiglio e continuare questo lavoro che spero sia positivo. Grazie consigliere. Ciao a tutti. Ciao.